Quali sono tra i temi del suo partito quelli su cui lei è particolarmente interessato a lavorare? Ma sicuramente la sanità, per il fatto che poi il nostro candidato presidente è un medico che ha fatto il medico sostanzialmente per tutta la sua vita, e ci tengo a ribadire che ha fatto il medico soprattutto durante quella che è stata definita la pandemia, e anziché seguire i protocolli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità piuttosto che quelli della sanità italiana, lui è andato a visitare i pazienti e a curarli. Non si è limitato a prescrivere tachipirina e vigile attesa. Pertanto il primo tema è sicuramente la sanità. Però la sanità si può migliorare solo avendo più risorse, e pertanto bisogna passare a una forma di autogoverno del popolo veneto, e per questo servono risorse aggiuntive, non certo quelle relative a questa autonomia differenziata. E per chi ha avuto la cura di leggersi le carte, c'è scritto in modo molto evidente: con invarianza di bilancio, pertanto non vi saranno risorse aggiuntive per i veneti. Poi un tema fondamentale è quello della sicurezza, perché sono aumentati in modo esponenziale sia i furti che le rapine, e lo vediamo tutti i giorni, specialmente qui in Veneto. E un altro tema a cui io sono particolarmente legato, perché questo è il mio mondo, nel senso che sono responsabile commerciale di una piccola impresa, ed è quello proprio delle piccole e medie imprese, che è quasi fuorviante, se volete passarmi questo termine, sottolineare sempre le piccole e medie imprese, perché l'impresa veneta è soprattutto la piccola e media impresa. Il 98% delle imprese venete sono piccole e medie imprese. Però quando si tratta di elargire soldi, di dare bonus, di dare anche dei vantaggi fiscali, poi si chiamano sempre all'appello le grandi imprese, anche negli ultimi bandi fatti dalla Regione Veneto. Questo è intollerabile. Quindi, visto che ha parlato di sanità ed è un tema caldo in queste elezioni, cosa avete intenzione di fare per la sanità pubblica? Innanzitutto ridare dignità alla sanità pubblica, anziché orientare sempre i pazienti verso il privato. È vero pure che la sanità resta un esempio perché comunque l'efficienza è dimostrata, ma noi vogliamo che oltre ai dati di bilancio ritorni ad essere una sanità che fa servizi, non con liste d'attesa di 18 mesi, e soprattutto senza così creare cittadini di serie A e di serie B. Guardi, le faccio un esempio personale, anche se mi spiace sempre, ma lo faccio perché quando ti tocca di persona ti metta davanti alla realtà. Mio padre doveva operarsi la cataratta, ha atteso 1 anno e 6 mesi. Lo stesso medico nello stesso ospedale con 2000 € l'avrebbe operato il giorno stesso. Questo credo sia una cosa che non è più tollerabile, soprattutto per i veneti, perché vede, noi abbiamo un residuo fiscale di circa 16 miliardi l'anno. È certificato dalla CGIA di Mestre, è documentato da 2 illustri tributaristi, e io consiglio sempre di prendere il libro Autonomia, differenziazione e responsabilità, scritto da Stevanato e Giovanardi, dove si evince, anzi dove c'è scritto, che dal 2001 al 2017 il Veneto ha versato alle casse bucate, mi passi questo termine, dello Stato italiano ben 253,6 miliardi di euro. Ora con questi soldi noi non avremmo nessun problema ad avere ospedali più efficienti, ma soprattutto a pagare il personale medico come merita, perché noi diciamo così che la sanità veneta è sempre stata un'eccellenza grazie alla scuola di medicina di Padova, che probabilmente è una delle migliori di tutta Europa, non solo d'Italia, e perché abbiamo un personale medico staccanovista che addirittura lavora molto più delle 8 ore al giorno, cui sarebbe, diciamo così, che sarebbe lecito aspettarsi da chi lavora, ma per gli straordinari non viene addirittura pagato. E allora dobbiamo fare in modo che la medicina, la sanità pubblica intanto abbia stipendi adeguati anche al merito, premiare la meritocrazia. Dobbiamo incentivare e aumentare le borse di studio, perché addirittura ci sono
ragazzi laureati che già fanno i medici e per la specializzazione devono ancora chiedere contributi da casa perché non riescono a vivere, diciamo così, fuori da casa facendo la specializzazione perché lo stipendio non riesce a far sì che loro paghino che ne so, l'affitto dell'appartamento che hanno fuori dalla città dove stanno facendo la specializzazione, pur avendo uno stipendio. Devono ancora chiedere contributi da casa. Allora bisogna fare qualcosa, non solo dire ma i nostri giovani non sono più disponibili a fare sacrifici. Non è vero. Noi abbiamo giovani brillanti, giovani bravi, che vanno aiutati specialmente in medicina. E poi la cosa fondamentale è rivedere la figura del medico di base, perché proprio qualche giorno fa un quotidiano locale scriveva che manca il medico addirittura a 30.000 cittadini veneti, manca il medico di base. Non è tollerabile questo. In una sanità che è l'eccellenza italiana, questo non è più tollerabile. E poi il medico di base deve ritornare a fare il medico, pertanto bisogna eliminare quella burocrazia che ha trasformato i medici di base in ragionieri, in funzionari dell'Agenzia delle Entrate, perché ai medici si chiede sempre più ogni giorno di tagliare, e invece il medico deve agire come da giuramento di Ippocrate in scienza e coscienza, non tagliare se un paziente ha bisogno di avere determinate cure mediche o di fare certi esami. E invece paradossalmente noi qui che dimostriamo già di avere un'ottima efficienza dal punto di vista amministrativo, non possiamo continuare a tagliare. I tagli evidentemente vanno fatti in altre regioni. Non so se voi avete visto quella puntata di Report dove addirittura in Calabria la stessa fattura veniva pagata 3 volte. Allora non può il Veneto farsi carico dei disastri italiani, anche perché è ora di finirla di parlare del ricco nord-est. Qui il 17% dei veneti, lo dicono i dati Istat, fa fatica ad arrivare alla fine del mese. E allora non esiste più il ricco nord-est. Con uno stipendio anche da 1.800 euro, che è un stipendio diciamo decoroso, non si fanno più salti importanti. Si arriva a fine mese e qualche volta rinunciando a molte diciamo così, di quelle che una volta, che tempo fa erano anche delle, che ne so, dei passatempi, perché bisogna rinunciare a uscire fuori la sera, bisogna rinunciare al ristorante, bisogna rinunciare anche che ne so, a recarsi al cinema, perché i soldi non bastano più. E non sto dicendo una cosa banale, dico una cosa vera che forse molti, vivendo con 10.000 euro al mese, non riescono più a comprendere. Poi c'è un altro aspetto, quello della disabilità. Ci sono sempre più disabili. E allora non è tollerabile che vi siano persone costrette a vivere con 320 euro al mese. Va aumentato sicuramente anche la disponibilità, diciamo, economica dei disabili, va integrata questa pensione e soprattutto va rivisto anche il modo di gestire la disabilità, perché io ho degli amici che si sono ritrovati ad essere disabili. Ad esempio un grande amico che ha avuto un incidente, adesso è in una carrozzina, ma mi racconta di quelle cose che sono veramente allucinanti. Anche per avere i dispositivi che dovrebbero essere assegnati dalle ULSS ogni volta è una battaglia. Ho un'amica che ha un bambino disabile ed è stata costretta a rivolgersi a un avvocato per vedere tutelati i suoi diritti. Questo non è tollerabile. Questa non è sanità, questo non è lavorare per le classi meno abbienti. E il Veneto, con la sua cultura, la sua storia millenaria, non può lasciare indietro gli ultimi. Questo è intollerabile per noi. Quindi se domani fosse consigliere regionale, quale sarebbe assolutamente la prima azione che andrebbe a fare in Regione Veneto? La prima azione è tutelare tutti coloro che hanno un disabile in casa, in modo particolare massimo rispetto ovviamente per gli anziani, ma soprattutto le famiglie che hanno bambini disabili. Perché guardi, io l'ho toccato con mano questo, quando hai un bambino disabile non è solo lui purtroppo il disabile, perché attorno al bambino ci sono la mamma, il papà, i parenti, i nonni, i fratelli, e allora attorno alla sua, diciamo, figura ruotano 7-8 persone in certe famiglie e noi questo non lo comprendiamo fino a quando, ripeto, non si tocca con mano. Pertanto
La mia priorità sarebbe sicuramente quella di fare un atto concreto verso le famiglie disabili. Poi ovviamente, come ho detto poc'anzi, mi preoccupa molto il fatto che le piccole e medie imprese non vengano, diciamo così, tutelate come sarebbe opportuno, perché è necessario cucire un vestito su misura. Pertanto io penso a un assessorato proprio per le piccole e medie imprese, in grado di fare da intermediario con le banche, anche perché in Veneto hanno politicamente distrutto 2 banche del territorio, che sono state costrette in qualche modo ad essere prima trasformate in società per azioni e poi ad essere vendute a grandi gruppi bancari, e di fatto oggi noi non abbiamo più il credito, diciamo così, per la piccola e media azienda, dove si lavorava assieme al titolare, dove la fiducia, come si dice la parola stessa, no, fido, veniva data per i tuoi progetti, per la tua competenza, non solo guardando ai dati di bilancio. E invece le grandi aziende, le grandi banche, i grandi istituti bancari mettono tutti i dati dentro a un portale, dentro a un PC, ti dicono: mi dispiace tanto, l'algoritmo dice che tu non puoi avere credito e per noi non sei un buon cliente. Questo significa distruggere il 98%, come dicevo prima, delle piccole e medie, cioè delle imprese venete, perché questo è il nostro tessuto economico e sociale. E diciamo che la volontà politica anche di chi ha governato la regione per 15 anni non ha fatto nulla. Vero è che, lo dicono documenti certificati, le banche venete potevano essere salvate con 360 milioni di euro, mentre è stata salvata Montepaschi mettendo i miliardi di euro. È stato salvato anche la banca di Bari, perché il governatore emiliano si è opposto. In Veneto diciamo che la politica ha dimostrato di non avere nessuna autonomia politica, ma una vera e propria forma di sudditanza. E hanno fatto un po' come Ponzio Pilato.